Il report degli investigatori della DIA col fiato sul collo alla criminalità organizzata di stampo mafioso rievoca in premessa l'inchiesta Cupola 2.0, sfociata lo scorso 4 dicembre con 49 arresti. Il blitz dei carabinieri ha sventato il tentativo di ricostituzione della commissione di Cosa Nostra dopo la morte di Totò Riina ed il successo dell'operazione è stato coronato dalla fioritura di 3 successive collaborazioni con la giustizia. Ma la Direzione Investigativa Antimafia, nella rituale relazione al Parlamento sullo stato di salute di Cosa Nostra in Sicilia, scrive: gli ultimi arresti importanti non hanno fiaccato Cosa Nostra palermitana. È una struttura ancora vitale, dinamica e plasmabile a seconda dei mutamenti delle condizioni esterne. Alcuni capi emergenti cercano spazi per scalare posizioni di potere. E non è anche da escludere che alla luce della non chiara evoluzione del quadro descritto, le articolate dinamiche dell'organizzazione possano sfociare in atti di violenza particolarmente cruenti, ovvero nuovi omicidi. Anche, prosegue ancora la DIA sulla relazione, se al momento non ci sono indizi che facciano presagire su una volontà precisa di ritornare a forme di conflittualità eclatanti. E sul comando di Cosa Nostra, adesso sullo sfondo di Palermo ci sono le vecchie famiglie, i palermitani un tempo perdenti, gli scappati alla mattanza di Riina, che oggi sono l'asse della riorganizzazione mafiosa. Poi inevitabile è stata la citazione al boss Matteo Messina Denaro e del suo effettivo ruolo odierno all'interno di Cosa Nostra, a fronte anche di quanto recentemente sostenuto da fonti qualificate, secondo cui il capomafia trapanese sarebbe ormai assente e irrilevante. E la DIA scrive: quella di Matteo Messina Denaro è solo un'assenza operativa, ovvero il superlatitante di Castelvetrano che sembra scomparso nel nulla dal 1993 non si sarebbe fatto da parte, ma avrebbe ancora il ruolo di leader nella provincia di Trapani, non in quella di Palermo, dove gli elementi di vertice del capoluogo regionale, soprattutto dopo l'esperienza corleonese, non sarebbero ora favorevoli ad essere rappresentati da un capo non palermitano. E la mafia agrigentina è pilastro nell'organizzazione siciliana. Infatti la provincia di Agrigento rimane caratterizzata dalla forte pervasività di associazioni criminali di matrice mafiosa che, anche grazie a una diffusa situazione di disagio economico-sociale e a un contesto ambientale in parte omertoso, continua a trovare condizioni favorevoli. In particolare Cosa Nostra Agrigentina, ancorata alle tradizioni mafiose, risulta difficilmente permeabile dall'esterno, rimasta nei profili essenziali unitaria e verticalista e sempre suddivisa nella tradizionale ripartizione in mandamenti e famiglie. Ben oltre considerata la contestuale presenza della Stidra, originariamente organizzazione scissionista da Cosa Nostra ed a questa contrapposta, ma con la quale oggi condivide la realizzazione degli affari illeciti. La Stidra continuerebbe, oltre che a Palma di Montechiaro e a Porto Empedocle, ad esercitare la sua influenza anche nelle zone di Bivona, Canicattì, Campobello di Licata, Camastra, Favara e Naro.